Sindaci del Bassanese, sindaci del Padovano e rappresentanti delle categorie economiche delle due province si sono riuniti lunedì 26 luglio attorno ad un unico tavolo per ribadire con unità e forza quanto contenuto in un documento sottoscritto in data 17 maggio 2010 e quanto mai attuale alla vigilia della scadenza per la presentazione delle osservazioni al piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Vicenza. Sì, un appuntamento importante, molti sindaci, le categorie economiche compatte nel chiedere appunto a gran voce questa bretella, la bretella Ovest, un documento sottoscritto e firmato, come ho detto, da non solo sindaci ma categorie economiche per ripetere l'urgenza e l'improcrastinabilità di questa arteria. Quindi bisogna superare i personalismi, bisogna pensare al territorio, bisogna pianificare e programmare. Questo credo sia la cosa più importante perché lo dobbiamo tener conto per il bene comune, per il bene comprensoriale e territoriale. All'incontro erano presenti i rappresentanti di 18 comuni e di 9 associazioni di categoria che chiedono a gran voce di non perdere altro tempo e altre occasioni per dare risposte ad un territorio fortemente penalizzato nella sua viabilità e di conseguenza nel suo sviluppo. Nel nuovo piano che ha sostituito il PTCP adottato nel 2006 è stata infatti stralciata la viabilità di collegamento tra l'uscita del casello di Bassano Ovest della superstrada pedemontana Venna, prossima alla realizzazione, e la strada statale 53 nel territorio di Fontaniva. Il documento inviato al presidente Attilio Snec e per conoscenza anche l'assessorato alla viabilità e trasporti della Regione Veneto, alla presidenza della provincia di Padova e all'ANAS, si sottolinea l'importanza e la necessità da parte delle amministrazioni di condividere un progetto nella sua totalità. Questo perché solo la definizione concordata di un tracciato può vincolare tutte le scelte successive. Non nascondiamoci dietro il parco rurale, dietro la salvaguardia del parco rurale. Credo che la mia amministrazione sia sempre stata ferma, decisa, determinata e gli atti lo dimostrano relativamente alla salvaguardia di questa importante zona. Ricordiamo però che la bretella è compatibile se andiamo a vedere bene le norme che sono inserite nel parco rurale, per cui non nascondiamoci dietro queste cose, come non nascondiamoci dietro il fatto che basta la statale del Santo. Lo sappiamo bene, non è sufficiente, bisogna pianificare più a largo raggio. Relativamente al parco rurale un'altra cosa mi sento di affermare. Visto che sono stati volte più detti di interesse di possibili cavatori oppure di interesse di chissà che tipo, visto che sappiamo la zona molto vulnerabile, propongo di farla a piano campagna, a superficie, così anche tutte queste illazioni, tutte queste chiacchiere che sono circolate in questi giorni troveranno il tempo che trovano, però nel frattempo andremo avanti con un collegamento importante, necessario e chiesto a gran voce dal territorio.